sì, io sono appena stata in Friuli Venezia Giulia ed è una regione meravigliosa. Cosa mi è piaciuto di più? La sua cucina. Ricette semplici ma ricche di gusto. Vorrei provare a rifare un dolce che mi è piaciuto moltissimo e tra poco vi svelerò qual è. Ora chiamo Elena, la titolare del punto vendita Sisa in Friuli. Eccoci qua. Pronto? Ciao Elena, come stai? Benissimo Elisabetta, grazie. So che sei appena stata nella mia regione. Ti è piaciuta? Montagne, pianure, mare, è una forte tradizione, anche dal punto di vista culinario. Eh sì, è stato bellissimo e anche buonissimo. Infatti vorrei provare a cucinare la gubana. Che bella idea! Vedrai, non è complicato, ci vuole un po' di pazienza, ma il gusto ripagherà dell'attesa. Per cuocerla puoi utilizzare anche la pirofila rettangolare dal catalogo Sisa. Sì, sarà perfetta. Sono pronta a scrivere gli ingredienti. Allora, per l'impasto avrai bisogno di 220 g di farina, 60 g di burro, 50 g di zucchero, 20 g di miele, un uovo più 30 g di tuorlo di uovo, 40 g di latte, 10 g di lievito di birra e 2 g di sale. Poi per il ripieno avrai bisogno di 140 g di cremini di noce, 60 g di zucchero, 60 g di uvetta bagnata con un po' di rum, 40 g di amaretti, 30 g di biscotti secchi e 30 g di pinoli, 20 g di burro, mezzo limone, una goccia di aceto, un po' di grappa di prugne, vanillina e cannella, ovviamente solo se ti piacciono, e 20 g di cedro candito, sempre se ti piace. Poi mancano solo un pizzico di sale e un albume per spennellare. Grazie Elena, sono sicura che verrà buona come quella che ho mangiato in Friuli. Di niente Elisabetta, ma ricordati che il miglior condimento è sempre l'appetito. A presto! Eh sì, io ho già una fame da lupi. Ciao! Questi sono gli ingredienti della gubana, un delizioso dolce della tradizione friulana adatto a colazioni e merende. Non vedo l'ora di mangiarla, quindi cominciamo subito con l'impasto. Ho disposto a fontana 170 g di farina e al centro verso un cucchiaino dello zucchero che mi servirà poi per la seconda fase dell'impasto. Poi il lievito di birra diluito nel latte tiepido, l'uovo e il tuorlo e un pizzico di sale. E per ultimo aggiungo il miele. Poi bisogna impastare fino ad ottenere una palla morbida. Ecco fatto, adesso deve lievitare al tiepido, quindi noi ci vediamo tra un'ora. Adesso che l'impasto è cresciuto e si è ammorbidito, devo incorporare lentamente gli ultimi 50 g di farina, lo zucchero e il burro morbidito a temperatura ambiente. Poi impasto con energia, è il segreto per una buona riuscita di qualsiasi lievitazione. Ecco qui, ed ora a riposo ancora per 30 minuti. Nel frattempo posso preparare il ripieno. In un pentolino dal fondo spesso faccio caramellare 30 g di zucchero con un cucchiaio d'acqua e una goccia d'aceto. Quando poi si scurisce unisco 50 g di noci e mescolo rapidamente per qualche secondo. Poi verso tutto su un foglio di carta da forno o silicone e lo faccio raffreddare. Mentre aspetto faccio dorare in una padella i pinoli con il burro. Ecco qua, sono dorati alla perfezione, li metto da parte intanto. Adesso vado ad unire nel tritatutto gli amaretti, i biscotti secchi, le noci caramellate spezzettate e gli altri 90 g di noci che avevo lasciato da parte e trito tutto molto finemente. Ho tritato
mischiato e ho messo tutto in una ciotola. Ora unisco l'uvetta ben strizzata, i pinoli rosolati con tutto il loro burro, la buccia grattugiata del limone e la vaniglia, il sale, la cannella, il resto dello zucchero e il cedro candito tritato. Poi bagno con un po' di grappa di prugne e mescolo finché tutti gli ingredienti non sono amalgamati. Devo tenere un impasto sufficientemente umido, quindi posso aggiungere grappa finché necessario. Ecco fatto, adesso faccio riposare il ripieno in frigorifero per almeno 24 ore. La parte divertente. Devo stendere la pasta a rettangolo circa 20-30 cm e sopra distribuisco il ripieno aggiungendo abbondanti ciuffetti di burro morbido. Ecco fatto, ho rotolato tutto come si fa con lo strudel e ora chiudo bene le due estremità e allungo un po' il rotolo. Perfetto, ora imburro la pirofila rettangolare che mi ha consigliato Elena, poi ci compongo dentro la gubana arrotolata a chiocciola e infilo l'estremità finale sotto l'impasto. Adesso lascio lievitare l'impasto fino a che sarà grande il doppio. Sono passate circa un paio d'ore e secondo me ci siamo. Prima di infornare però la spennello di albume sbattuto e la cospargo di zucchero. Benissimo, ora in forno già caldo a 160 gradi per circa un'ora. Che profumino! Andrebbe fatta raffreddare del tutto, ma io sono troppo ansiosa di assaggiarla. Buon appetito!